Allora, mister Marino, un risultato pesante, brutto, soprattutto frutto forse di qualche errore di troppo. Sì, effettivamente abbiamo sbagliato tanto, ma merito va al piano degli albanesi che hanno giocato bene, hanno vinto la partita meritatamente, quindi faccio i complimenti. L'unica cosa che posso dire, se devo trovare una giustificazione, non si può venire a Piana giocando in 11 puntate, eravamo 11, una squadra dove ci sono 22-23 giocatori, ci sono 5-6 infortunati, 4 con la febbre. Oggi altri due mi chiamano all'ultimo minuto, mister, con la febbre, vomito e diarrea. Quindi di quello che si è potuto fare si è fatto. Abbiamo fatto male, per carità, però non si può venire qua a una partita così importante, 11 giocatori, tra cui due under in campo, due under in campo e niente in panchina. Si è fatto male il mio portiere, ho dovuto fare il ragazzino, quindi cerco di trovare giustificazioni, ma giustificazioni non sono, purtroppo non mi lamento mai degli assenti, ma oggi purtroppo lo devo dire, se venivamo qua a fare qualche miracolo, bene, altrimenti pazienza. Poi pronti via, abbiamo regalato qualche gol, un errore che una palla da 40 metri non si può leggere centrale, prendere gol, però pazienza, presenza, speriamo, non lo so se riescono a recuperare per la prossima domenica e se c'è qualcuno che recupera faremo di tutto per cercare di vincere contro il Castelbuono, uno scontro diretto. Possiamo riassumere quindi in poche parole sfortuna. È stata sfortunata questa domenica, però cerchiamo ovviamente la fortuna per la prossima settimana. Lei ha detto Castelbuono, una sfida importantissima. Ma speriamo che giri questa ruota, perché ultimamente sta sfortuna mi sembra che ce l'abbiamo addosso, non capisco perché, però la sfortuna a volte ce la creiamo pure noi, non è solo una questione di sfortuna. Però oggi non ci sono giustificazioni, oggi eravamo 11 contati, tu hai visto le distinte, hai visto Ciccio Maggio in panchina, hai visto Totò Di Veri in panchina, Mondino in panchina e gli altri non ci sono, eravamo 13, quindi non è che lo dico perché voglio giustificarmi, ma questa è la situazione, pensiamo alla prossima, sperando di recuperare qualcuno.